Questo popolo è una meraviglia. Vedervi tutti qui veramente ci riempie di speranza. Io, contrariamente a come ha detto qualcuno, a Roma non vado a chiedere un cazzo di niente. Ma noi siamo una nazione millenaria, cosa dobbiamo chiedere a questi pidocchi? Vogliamo parlare dei nostri territori venduti alle multinazionali e agli stati che vengono a testare le armi più pericolose qui? Quanto incassa lo Stato italiano dei nostri poligoni? E quanto valgono le vite dei bambini nati malformati? Ma si può più tollerare una cosa del genere? 2.000 miliardi di debito all'Italia. E chi si duvaghi disso? Io voglio difendere i nostri figli. Mia figlia è stata costretta ad andarsene a vivere a Berlino. Quindi questi ragazzi che erano qui, chiaramente io sono felice di vederli, perché i nostri giovani non devono emigrare. Loro hanno dei cervelli che se vanno altrove vengono valorizzati, ma noi dobbiamo invertire dobbiamo invertire la tendenza. Loro, cosa vuol dire master and back? Dov'è il back? Perché io ho visto solo i giovani che sono partiti e non torna più nessuno. Un nostro amico, un giovane fisico che ha avuto veramente un cervello premiato negli Stati Uniti, adesso lui è in Svizzera, però lo paga l'America. È così che stiamo valorizzando le nuove generazioni. Io non vi voglio trattenere molto, però una nota la devo dire a tutti quei poveri operai di Porto Torres, agli operai di Portovesme che sono morti di cancro prima di raggiungere la pensione. Io voglio giustizia per la mia terra e non mi fermerò mai. Fottetevi tutti e venite giù da qua.